rinunciato stasera. Eccoci insieme, ben ritornati cari telespettatori, siamo in diretta e come ultimo giorno della settimana affrontiamo un tema che è doveroso perché le persone a seguito delle elezioni un po' si trovano in una situazione di incertezza, a volte di paura, non capiscono dove la politica andrà a parare e intanto l'Europa ci fa pressioni, intanto l'economia sembra quasi essersi arrestata, insomma stiamo vivendo in una specie di bolla, uno stallo in attesa che succeda qualche cosa, però i dati non sono confortanti, bisogna assolutamente che qualcosa si smuova, lo dicono innanzitutto in primis le categorie produttive, noi come sempre teniamo a portare in primo piano le categorie produttive che rappresentano tutti quanti i lavoratori dei diversi ambiti e quest'oggi vediamo chi poi sta alzando anche la voce giustamente perché ha bisogno di provvedimenti subito, adesso, non chissà quando e non esistono priorità di sorta, tutto ha la priorità in questo momento, prima di tutto c'è il lavoro, perché è fondamentale per poter andare avanti, per essere competitivi e soprattutto per dare un segnale all'Europa che l'Italia è seria, costruisce qualcosa. Per parlare di questo noi abbiamo ospite in studio Fernando Ziglio, presidente dell'Ascom di Padova. Ben arrivato Presidente, grazie di essere qui con noi. E ci fa anche molto piacere avere qui in studio Stefania Brogin, presidente del Comitato Imprenditoria Femminile Camera di Commercio di Padova, che tra l'altro è intervenuta, buongiorno, ben arrivata, sul confronto elettorale, sulla situazione che si è verificata, per cui ci interesserà anche molto sentire anche il suo punto di vista. E poi finalmente, appunto, giustamente, come dicono anche i nostri telespettatori, una figura femminile che male non fa. Presidente Ziglio, a commento di quanto sta succedendo, con dati anche alla mano, perché intanto sono usciti anche dei dati che purtroppo inquietano, commercio al dettaglio, crollo dei consumi, meno 7,8%, si arresta quindi la dinamica positiva dell'occupazione, meno 0,5% e quindi chiusura anche dei negozi, 4.200 negozi chiusi da gennaio a dicembre. Numeri spaventosi. Sono sotto gli occhi di tutti i numeri. La questione è che insomma, basta ricordare la famosa frase quando qualcuno dice a Maria Antonietta che il popolo ha fame, lei rispose dategli delle brioche. Sostanzialmente i nostri politici non ci hanno ascoltati, ricordiamo poi come è finita Maria Antonietta, insomma, ecco. La realtà è che questi non ascoltano, sono più preoccupati per le loro posizioni, chi personalistiche, chi di partito, chi di altra natura. La realtà è che la questione è grave, il paese va male, le imprese chiudono, non c'erano neanche più i fondi per la cassa integrazione tra poco, a marzo sono chiusi. Forse anche l'INPS è un po' in difficoltà per le pensioni e gli stipendi degli statali vengono bloccati per un paio d'anni, cosa che quando è successo in Grecia ci siamo tutti spaventati e non abbiamo un paese governabile. Solo il Capo dello Stato ha dato un messaggio di fiducia ieri dicendo guardate che comunque il governo rimane in carica finché non ci sarà un nuovo governo, o quantomeno insomma dice finché io farò il Presidente della Repubblica, quindi ancora un paio di mesi, quindi 3 mesi, 4, avremo il Presidente della Repubblica Napolitano, il governo in carica, se non si metteranno d'accordo, sarà quello Monti. La situazione è che noi però abbiamo bisogno di un paese governabile, di un paese governato, di provvedimenti seri, innanzitutto la riforma elettorale che è quella che ha portato allo stallo oggi del paese. Poi la riforma fiscale, la riforma del lavoro, bisogna rifarla la riforma Fornero, non è andata bene, è una riforma che va contro tutte i fondamentali per sviluppare un paese, perché il paese prenda la piega dello sviluppo. E questo è un paese piegato, un paese che è osservato speciale dal mondo, noi viviamo perché ci danno la fiducia, se ci tolgono la fiducia finiamo veramente male. Con l'Italia finisce male l'Europa. Infatti l'Europa ha questa paura, questo terrore sostanzialmente. Sì, perché non è la Grecia l'Italia. La Grecia è la provincia di Vicenza, è diversa la questione. Ma guardate che attorno a noi c'è tutto un disastro nel sud Europa, perché è in crisi la Slovenia, è in crisi la Romania. Tutti questi paesi che sono entrati in Europa da poco, da un decennio, hanno gravi difficoltà. Perché non abbiamo seguito negli anni passati alcuni canoni fondamentali, quindi le riforme. Siamo sempre stati là seduti a rincorrere e sperare che nulla succedesse. No, i conti arrivano, perché se tu vai in banca, chiedi un finanziamento e non hai
le forze, le risorse e non fai una politica corretta familiare o aziendale e non hai i soldi da restituire poi alla banca semplicemente ti chiude il conto. Se non avessimo i soldi che vengono, quando vengono immessi titoli di Stato o quant'altro, dai finanziatori che abbiamo nel mondo, noi si dovrebbe fallire in poco tempo, quindi il rischio c'è e c'è tutto. Speriamo che questo governo che dovrà nascere sia un governo che pensa alle riforme, si mettano d'accordo e altrimenti, non lo so, probabilmente rischiamo di fallire. Ecco, quindi preoccupazione che lei rappresenta quindi le categorie produttive, sostanzialmente quelle che sono anche particolarmente esposte in questo momento, per cui una forte tensione. Anche lei si è, dicevo, appunto, si è pronunciata in questo senso. Sì. Cosa ravvede? C'è la possibilità di venirne a capo? Perché quello che è uscito dalle elezioni, che poi gli ultimi giorni era abbastanza palpabile, proprio era un crescendo, perlomeno noi che avevamo percezione di quel che sentiva la gente, si capiva che ormai c'era questo... completa, una stanchezza, cioè il paese reale che era questo e il paese invece della politica che navigava verso altri fronti. Giustamente la gente chiedeva il pane e questi offrivano sì e no la brioche, oppure neanche manco ti tolgo la mezza fetta di pane che ti sei conquistato, senza capire che se non dai da mangiare il popolo insorge. Quindi questa, chiamiamola così, deriva populista, come è stata muto dei termini che non condivido però di fatto, questa deriva populista che l'Europa sta temendo, perché l'Europa ha paura di questo, perché appunto, come diceva giustamente il Presidente, ci sono già dei fenomeni molto forti in altre parti. Nasce da un non sentirsi ascoltati dalla politica e quindi le categorie produttive si sentono proprio isolate in questo e vogliono dire prendo in mano la situazione, o c'è qualcos'altro dietro? Diciamo che a fronte dei risultati di questo voto c'è anche chi vede un'opportunità di cambiamento importante anche a livello europeo. Non tutti sono stati, diciamo, si sono espressi in maniera unanime sulle preoccupazioni per questa situazione. Ovvio che 1000 imprese che chiudono al giorno, e questo è stato il dato 2012, fa capire che i tempi sono molto stretti e quindi assolutamente i provvedimenti per rilanciare il lavoro e quindi le imprese devono essere immediati. Volevo far notare appunto che avremo in questo nuovo Parlamento il 31% di donne. Questo, visto che rappresento il potere femminile, la vedo, diciamo, un'opportunità finalmente perché si crei veramente un dialogo nelle leggi, nei confronti, nei lavori parlamentari in cui sono incluse le donne, quindi lo stile decisionale delle donne, la pragmaticità delle donne, la concretezza, ma anche per creare quell'ambiente favorevole al lavoro femminile, al lavoro della donna, al lavoro delle imprese. E ricordiamo che viene sempre vista come una grandissima opportunità di crescita, una risorsa ancora assolutamente inutilizzata, dove sono appunto mascherate competenze, una competitività data dalla creatività proprio stessa della donna. Infatti anche i dati Unioncamere danno 7.000 imprese in più nate nel 2012, una crescita maggiore rispetto alle imprese maschili. Questo probabilmente perché c'è una volontà, una determinazione, ci saranno anche sicuramente delle agevolazioni che aiuteranno l'imprenditoria femminile, ma le categorie economiche, le nostre associazioni, da Rete Impresa Italia, Camere di Commercio, eccetera, sono vicino alle imprese e stanno facendo forse quello che la politica non riesce a vedere. Associazioni e Camere di Commercio sono in questo momento attente, accompagnano, intervengono verso la piccola impresa che è il 94% della nostra realtà economica, del nostro tessuto economico. In più sono imprese anche molto radicate nel territorio, quindi capillari, e questo permette anche una crescita e uno sviluppo diffuso. Per cui ci sono tutti i presupposti perché si possa reagire, però occorre appunto, come diceva il Presidente Zilio, la volontà di governare con responsabilità e immediatezza. Punto di vista, voi avete fatto degli incontri prima della tornata elettorale con le varie forze, i vari candidati, chiamiamo così.
Che cosa avevate chiesto e quindi continuate a chiedere, perché ormai è quello che... Quali sono le priorità per voi, categorie del settore commercio e servizi in senso lato? Quindi. Noi li abbiamo fatti gli incontri, ma insomma erano cose formali, che non avevano... bisognava farli perché insomma sta nelle cose, ma chi abbiamo incontrato sostanzialmente? Uno dei candidati, quasi sempre poi nemmeno quelli che sono sicuri che andavano dentro, quelli neanche sono venuti, quelli magari che cercavano i voti, quelli sono venuti. Ma questi no, perché i primi non sono neanche venuti perché sapevano che entravano, quindi non avevano neanche bisogno di venire. Questa è una cosa drammatica che sto dicendo, perché vuol dire che questi signori, quelli che sono sicuri, non sentono il territorio, pensano solo alla loro posizione, quindi sono sicuri che vanno a Roma, hanno una buona e ottima rendita, e poi cosa servono a Roma? A nulla, perché sono là per schiacciare un pulsante. Perché con il Porcellum, con questa legge elettorale, non servono a nulla. Le cose si fanno nelle segreterie dei partiti, le decisioni si prendono là. E allora li abbiamo incontrati perché bisogna incontrarli, ma sufficientemente delusi. Noi abbiamo fatto azioni forti. Siamo stati come Ascom Padova, siamo un Ascom particolare. Siamo stati a sbugiardare i ministeri a Monza, dicendo guardate che è tutto un falso. Guardate che questa qua è una presa in giro. Cosa servivano i ministeri a Monza? Servivano perché così dichiarò Calderoli, perché gli imprenditori del nord vengano qui a Monza, fanno prima, non fanno la fila a Roma, ma siamo andati, erano chiusi, non c'erano. Allora sono soldi buttati via, è uno spreco di denaro pubblico, un'immagine sbagliata del paese. Siamo stati con il governo Monti non più tardi di pochi mesi fa, con le scoppe a Roma, a contestare davanti il Parlamento, spiegando che volevamo l'abolizione dell'IMU, l'abbiamo subito chiesto, l'IMU era sbagliata, ma mi chiedo, quando hanno votato l'IMU tutti insieme, PD, UDC e PDL, perché non si sono ribellati? Io ho detto agli candidati, ribellatevi alle segreterie di partito. Se non siete convinti votate contro. Perché l'IMU adesso ci vengono a dire ve lo rimborsiamo, non va bene, è sbagliato. L'hanno votato insieme. Ma quando mettevano la gente in cassa integrazione oppure esodati a 55 anni, sapendo che poi non c'era futuro per questi. Quando hanno allungato la pensione sapendo che magari qualcuno perdeva il posto di lavoro, ma questi dove sono stati? Ma guardi che sono tutti dentro, PD, PDL, UDC, hanno votato tutte le riforme, hanno votato la riforma Fornero, l'IMU, non l'IMU, tutto hanno votato, fuorché le cose che riguardavano loro. Quindi fuorché cosa? La legge elettorale non è passata, la riduzione dei compensi è passata in parte, la riduzione dei numeri di parlamentari non se ne è parlato, e avanti, avanti, avanti. Quindi il governo, finché ha tartassato e ha, come dire, messo nel tritacarne il portafoglio degli italiani, i sacrifici degli italiani, dicendoci che eravamo alla fine e che dovevamo assolutamente accettare, fine noi, non fine loro. Nel momento in cui il governo, l'ultimo mese di vita, non di più, perché si è impegnato, doveva cominciare a fare alcuni elaborati, fermo tutto, va a casa. Oggi vince la protesta per questa ragione. Assolutamente sì. Per questa ragione. Ma basta vedere gli scandali che abbiamo intorno tutti i giorni, no? Allora la gente non ne può più, la gente è stanca, la gente non arriva a fine mese. Quando tu hai un'attività che non fai incassi, tu hai un'attività che la gente non ti paga, tu chiudi perché non hai il tuo cliente che ti paga, non hai lo Stato che ti paga. E non sei neanche tutelato, tra l'altro. Tra l'altro non siamo tutelati, dice bene la Stefania Brugini, non siamo tutelati perché prova ad andare in tribunale a farti difendere perché tu hai un credito che non riesci e che non è più esigibile, cosa succede? E le tasse che aumentano giornalmente. Ma attenzione, non solo le tasse, le spese fisse, perché è aumentata l'autostrada, la luce, l'acqua, il gas, benzina, i trasporti, tutto. C'è la gente, i mutui, basta pensare cosa costa oggi un mutuo in banca piuttosto, e se te lo danno poi. Esatto, se te lo danno. E quindi è un paese che è fermo, bloccato, un paese finito sotto questo punto di vista. Ha bisogno di politici per bene che si rimboccino le maniche e che portino delle soluzioni. Assolutamente, capiscano le dinamiche del paese reale. Andiamo in pubblicità e ci ritroviamo tra poco.
Rieccoci insieme, stavamo appunto parlando della situazione di stallo, come la vedono le categorie produttive, con il presidente dell'Ascom Ziglio e poi con Stefania Brogin, che rappresenta la categoria della Camera di Commercio, settore imprenditoria in più, donne. Sono presidente anche di Terziario Donna, Ascom, Confcommercio. Quindi abbraccia una bella fascia, sì, anche molto interessante. Servizi, secondo voi, visto che c'è questo, tra l'altro parlavamo fuori onda anche il discorso del passaggio generazionale che adesso torna in auge, se ne torna a parlare perché resta un problema, cioè le piccole nostre imprese sono in gestione ancora dei genitori, di persone che comunque hanno una certa età e i giovani comunque riescono a malapena a inserirsi, oppure lo fanno ma senza avere quelle competenze necessarie, acquisite, che richiedono. Quindi ci troviamo in un tessuto che non è forte come lo era qualche anno fa. Non è forte ma è aggredibile dalla crisi. I giovani poi giustamente si diceva prendono, quelli capaci prendono e se ne vanno via, con la piccola azienda, media, gli artigiani, abbiamo visto che tanti si fanno allettare da altri lidi molto più interessanti che non quelli attuali. Voi cosa cercate di innescare come meccanismo? Allora, se poi potete farlo in certi ambiti o se dovete agire a livello più organizzato nazionale, perché anche questo è un altro aspetto. Il tema del passaggio nazionale è affrontato con molta formazione, quindi apposta per accompagnare il management appunto dall'impresa fondata dai genitori ai figli. E logicamente è un passaggio molto delicato che avviene in un momento poi particolarmente economico, avviene all'interno di un'economia molto globalizzata, però è una risorsa importante per il nostro paese, per il nostro territorio poi veneto assolutamente, perché abbiamo imprese che sono anche leader a livello mondiale che continuano presso i figli, quindi per assicurare che questo passaggio avvenga per le categorie economiche è importantissimo, rappresenta proprio continuità nel territorio, significa mantenere delle tradizioni, sviluppare appunto delle competenze che poi appunto rimangono in un territorio. Ricordiamo che abbiamo una grandissima opportunità che è il Made in Italy. Il Made in Italy è fatto di tradizione, è fatto di continuità, è fatto di ricerca, è fatto di innovazione. Quindi c'è bisogno proprio del passaggio generazionale perché devono essere inclusi tutte queste risorse, queste competenze all'interno delle imprese. E il Veneto su questo ha una tradizione insomma, di imprese familiare. Certo che in attività che hanno subito magari maggiori contraccolpi da questa crisi, questo passaggio artigianale rischia di non avvenire, perché logicamente figli che molte volte hanno anche conseguito un titolo di studio e decidono di fare dell'esperienza all'estero, molte volte decidono anche di impiegare queste conoscenze e queste competenze anche al di fuori del nostro paese e questa è una cosa assolutamente che non deve assolutamente avvenire, significa che a lungo termine avremo una situazione ancora peggiore di quella attuale. Ecco. In merito appunto al periodo femminile, molte sono anche imprese che sono nate in conseguenza del passaggio generazionale dei genitori, quindi è una, diciamo, una risorsa che va protetta, va tutelata. Sicuramente sì, sono passaggi. Di carattere politico. A seguito delle elezioni se ne è parlato meno, comunque abbiamo visto che quello che si auspicava la Lega, dall'accordo entrata in PDL, era quella di riuscire a ottenere la Regione Lombardia e quindi formare una fascia di regioni forti del nord per procedere in modo inverso, anziché il federalismo che parte dallo Stato, parte dalle regioni, ne ha adesso 3 forti, 4 in tutto, e attuare questa forma di federalismo e autonomia. Bisogna agire con leggi costituzionali, non si può agire con una legge come c'è stato un tentativo di referendum, eccetera. Una macro regione speciale nell'ambito dello Stato italiano, dove appunto una tassazione che vede le risorse impiegate nel territorio per aiutare le imprese del territorio, eccetera. Lei come la vede? Perché è un tema che sarà il prossimo ad essere affrontato. Adesso facciamo nascere questo tormentone qua della macro regione e spostiamo l'interesse degli italiani su altre cose, va bene, voglio dire. Non è questo il tema. In questo momento non è il tema. Non è questo il tema. Cioè, vincere le elezioni con gli slogan, vabbè, va benissimo. Bisogna governare il paese. L'Italia è fatta da Bolzano fino a Caltanissetta, piaccia o non piaccia, con dei problemi enormi, è vero una macro regione che è come la Baviera,
ma è anche vero che abbiamo una macro regione che è come il Nord Africa in qualche area del paese. Allora, detto questo, bisogna riuscire a lavorare per gradi. La Germania ha fuso l'est con l'ovest ed era in condizioni peggiori del nostro, e aveva l'est che era come peggio del sud nostro, e è riuscita in quindi 20 anni a diventare quello che è la Germania oggi. Ha fatto le riforme, ha fatto alcune operazioni che oggi l'est sta facendo andare bene l'ovest. Ecco. Pensiamo invece alla macro regione di creare un sud molto più dinamico, molto meno vincolato a fattori negativi e quindi delinquenziali. Facciamo pensare che i giovani del sud, che hanno risorse incredibili, si impegnino nel turismo, risorsa fondamentale per questo paese. Abbiamo migliaia di chilometri di coste stupende da far funzionare. Abbiamo territori del sud Italia, del centro Italia meravigliosi, pieni di cultura, di arte, Ma come di strategie. questo? Che con politiche nazionali serie, non è con la macro regione che solviamo il problema. Quindi non La con una macro forma di regione è federalismo. vogliamo cambiare l'idea che abbiamo 4 regioni per diventare una, ma è la logica del federalismo. Noi abbiamo fatto un convegno appena lanciato il federalismo dicendo guardate che non funzionerà. Con Antonini, non con l'ultimo arrivato. L'abbiamo fatto al Crown Plaza, dove c'erano anche i leghisti davanti, che qualcuno mi ha dato anche ragione. Ecco, perché non funzionano gli slogan, funzionano i fatti in questo paese. Quindi andare avanti per gradi, legge elettorale, riforma fiscale, riforma del lavoro urgente, riforma della politica, poi macro regione, federalismo, dopo. Oggi non dobbiamo continuare a dividerci fra Coppi e Bartali, fra Tebaldi e Callas, fra Mazzola e Rivera, possiamo andare fino a domani mattina. Oggi c'è un'emergenza paese che si chiama lavoro, giovani, donne che hanno perso per prime il posto di lavoro, che hanno figli, hanno famiglia, hanno mutui. Però per attivare i consumi, stiamo parlando di terziario, di servizi, di commercio, certo, bisogna che il cittadino abbia un po' di fiducia, chi ha soldi, e poi ne abbia di soldi, perché tutti i cassi integrati che ci sono, e vediamo i dati che aumentano ogni giorno, questi soldi non ne hanno più. Ma per dobbiamo cui bisogna mettersi fissi in testa che l'Italia non è più quella di 15 anni fa, non possiamo stampare moneta. Quindi dobbiamo lavorare all'interno di un metodo, di un sistema. Allora, bisogna fare i seri, la politica morale. Non possiamo pensare a questo paese, perché emerge in questi momenti, insomma, poi bisogna andare a processo, capire se è tutto vero, sbagliato o quant'altro, ma insomma questi qua registrano mazzette che girano da tutte le parti, no? È quello allora, che lascia notizia anche di questi giorni. Guardate che non funziona, perché uno quando diventa, come dire, un politico, diventa un pubblico ufficiale, deve fare interessi del cittadino, deve fare la politica in modo morale, o se no questo è un personaggio indegno che deve rimanere a casa. Dobbiamo fare un distinguo, lo faremo prima o dopo. Prima della macro regione vogliamo parlare che abbiamo avuto partiti in questo paese che hanno acquistato le rose piuttosto che le orchidee, piuttosto che il cappuccino, che hanno portato soldi fuori, che hanno fatto cose incredibili in questo paese, e la gente non arriva a fine mese, i pensionati non hanno i soldi per arrivare a fine mese, la gente viene licenziata, i negozi chiudono, perché guardate che non hanno mica il paracadute i proprietari di un negozio, non hanno mica la cassa integrazione, e quindi è morale questo? Secondo me no. Assolutamente no, noi ci scusiamo con i telespettatori perché c'è un problema tecnico per quel che riguarda la messa in onda dei messaggi, ma ci arrivano e li leggiamo infatti. Sostanzialmente diversi messaggi stanno arrivando e dicono: sono tutti lì, sono sempre lì, staranno sempre lì, non cambierà mai niente finché a loro andrà bene così, e finché sostanzialmente chi è lì, chi riveste certi ruoli, non solo a livello politico, ma qui si parla anche di burocrazia eccetera, avranno lo stipendio a fine mese, avranno i loro soldi eccetera, finché i cosiddetti silurati della politica, silurati delle banche, della pubblica amministrazione eccetera, ricevono anche una buona uscita, certo, ed è questo lo sconvolgente, cioè rimborsi esatto, mostruosi. Le persone non sono stupide, ne sono pienamente consapevoli, ormai sono cose certe e sono esasperate. Allora quel che si chiede
È meglio che vengano convogliati in queste forme di terzo polo, che può essere grillo della situazione o quant'altro poteva emergere, o che sfocino, come sta succedendo in altre realtà, in rivoluzioni veramente sociali, civili, perché come lei diceva prima fuori onda, che prendono i forconi, ma dopo si arriva a questo, perché la secondo me è la disuguaglianza sociale che fa scattare questa la forse leva. è l'ultima occasione per effettivamente intervenire con principi morali, prendendo veramente in mano la situazione e liberando risorse per il Paese, quindi snellendo tutta la macchina, tutto il sistema, quindi a tutti i livelli, dalle amministrazioni locali, provinciali, regionali, perché non sono solamente i costi della politica di Roma, sono a tutti i livelli i costi della politica, corruzione, persone che non pagano per i propri errori, sistemi diciamo incomprensibili come delle libere uscite alla politica, quando l'impegno politico dovrebbe essere un impegno civile, come in altri paesi dove quando si finisce di fare politica si torna a fare il proprio lavoro. Non sono persone che lavorano per la politica. Queste persone che adesso si cimenteranno, dovranno farlo nella politica, che sono i cittadini del Movimento 5 Stelle, eccetera, persone che magari non hanno un'esperienza nel settore, possono in qualche modo riuscire a trovare Lo spero, me lo auguro, perché ho letto dei profili, ho visto delle persone con molta esperienza lavorativa, di vita, che molte volte il politico, se andasse qualche volta dentro le imprese a parlare con gli imprenditori, a parlare con i lavoratori veramente, forse avrebbe un altro atteggiamento verso poi il proprio operato. Noi abbiamo bisogno appunto di far ripartire il lavoro, abbassare le tasse, abbassare le tasse sul lavoro. Perché non bisogna dimenticare la questione tasse è stata quella che poi ha fatto muovere un pochettino l'ago della bilancia. Per far ripartire i consumi occorre avere più denaro disponibile, perché adesso prima hanno fatto fronte alle spese attingendo dei risparmi, adesso hanno bloccato i consumi, quindi le famiglie eccetera sono in questa situazione e di conseguenza anche le imprese che soprattutto lavorano sul mercato di tipo locale. Quindi intervenire su quello che sono il cuneo fiscale, abbassare appunto la tassazione sulle imprese che è al 56%, sono provvedimenti assolutamente importanti, urgenti. Assolutamente. Alcuni politici proprio di recente, che sono venuti anche da noi in trasmissione, hanno obiettato ma non bisogna puntare a un'imprenditrice del settore commercio che era intervenuta, non bisogna puntare più in modo arretrato al movimento interno del al commercio interno, diciamo così, a muovere l'economia dall'interno, ma bisogna che l'Italia la muova quasi prevalentemente verso l'esterno. Sono così stupidi i politici. Sono cosa così stupidi lei questo? Perché il disastro che viviamo anche commerciale per la stupidità e la poca lungimiranza di politici che si fanno prendere dalle mode. Ecco, l'altro aspetto che abbiamo noi è quello delle mode. Allora, la globalizzazione è un disastro generale perché non l'abbiamo saputa governare, ma lei ha governato noi. Ma com'era prevedibile per un paese come l'Italia? Ma però i nostri politici non l'hanno assolutamente previsto. Abbiamo politici che sono i più grandi sponsor del sistema cinese. Vorrei farne un nome, lo faccio, posso? Romano Prodi. Poi anche gli altri che sono... Allora noi abbiamo circa 18 miliardi all'anno, dati ufficiali, di vendite in Italia di prodotti che vengono importati dal mondo orientale e che qui vengono venduti fuori da tutte le regole, quando non fanno male alla salute. Si stima che un cinese che è in Italia minimo mandi in Cina 1.000 euro al mese attraverso i money transfer, cosa tutti che in nero. Esatto. Quindi guarda che parliamo di miliardi che vanno via da questo paese, i politici sono responsabili di questo e vengono a fare lezioni a noi. Hanno venduto territori interi danno alle multinazionali del commercio per fare gli outlet, per creare i centri commerciali e ancora ne vorrebbero degli altri, uccidendo i loro concittadini che avevano attività commerciali dicendo che non erano moderni, erano arretrati, non si erano innovati. Attenzione alle innovazioni, sono cose, belle parole, ma poi certe innovazioni portano i risultati di oggi, sono del fumo sugli occhi della gente. Vorrei parlare di alcune aziende, parliamo di Ikea un secondo, no? Che il marchio in questi giorni è spesso in televisione, no?
È un'azienda rossa, non è un'azienda green, un'azienda verde, perché lei dove va nel territorio porta via e non lascia nulla nel territorio. Ma le multinazionali hanno questo tipo di aspetto. Allora un po' di più saggezza da parte dei politici e non di mode temporanee, perché adesso parliamo, per anni abbiamo detto che bisogna globalizzare e bisogna sicuramente portare lavoro fuori, perché qua il lavoro conveniva portarlo fuori, quindi bisognava creare l'internalizzazione. Ma non solo questo, la realtà è che abbiamo portato il lavoro fuori, in Cina, in Romania, e abbiamo lasciato case dipendenti qua. Beh, ovvio, adesso stanno dicendo che bisogna tornare a produrre in Italia. I stessi politici che prima dicevano bisogna produrre fuori, ma perché guarda che c'è Confindustria che ha una responsabilità enorme su questo, perché il lavoro l'ha fatto Confindustria col mondo politico, i politici sono piegati ai bisogni di Confindustria, oggi dicono che bisogna ritornare a governare in Italia, cioè a produrre in Italia e magari anche il Made in Italy. Ma pensa un po', non hanno fatto nulla in Europa perché il Made in Italy fosse difeso. Assolutamente, infatti. Assolutamente, ma vendiamo il parmesan, no? Il formaggio taroccato, il parmigiano reggiano, ma tutti i prodotti. Coldiretti stima in 60 miliardi il danno prodotto all'agricoltura italiana dalla contraffazione alimentare che viene nel mondo, perché basta pensare ai vini in damigiane di cartone chiamati Amarone, cose fatti in polvere. Che adesso si allora, non abbiamo saputo, i nostri politici avessero meno, come dire, ascoltato le sirene e più difeso gli italiani, anche a livello europeo, oggi avremo una condizione diversa. Io ricordo, ma la Stefania Brugin sicuramente quanto me, quando il Made in Italy funzionava, venivano da Hong Kong a comprare il Made in Italy in Italia. No, non abbiamo saputo difendere nulla. Ma non noi italiani, non è responsabilità di noi italiani, di noi imprenditori o della media e piccola impresa, ha un nome e cognome la responsabilità, si chiama politica italiana, politici seduti a Roma che li abbiamo mandati noi per difendere i nostri interessi e hanno fatto tutto il contrario e quasi sempre, come dire, a braccetto con una parte di questo paese che si chiamava e si chiama Confindustria. Assolutamente. Torniamo su questo discorso, poi passo la parola anche al Presidente Brogini. Pubblicità, pochi secondi, tra poco. Parlato adesso. Rieccoci qua insieme. Stefania Brugin, avevo tolto la parola prima della pubblicità. Allora, appunto, ero io intervenuta un po' in fine discussione del Presidente Zilio, che appunto c'è anche il rischio che adesso molte aziende, proprio perché hanno i valori in borsa abbastanza bassi in questo periodo, o comunque anche aziende non quotate, siano anche acquisite dalla concorrenza estera. Assolutamente. Ma forse era quello che con la politica che si è svolta fino a ieri, fino a oggi, insomma, si voleva anche fare, no? Perché sono stati chiamati questi capitali esteri per fare delle acquisizioni. Si è parlato di questo in modo importante, quindi è stato messo alla piccola impresa un out-out, scegli, o ti unisci, ti accorpi, non si capisce cosa fai, perché poi se conosci bene la piccola impresa comprendi che è difficile che creino un sistema di impresa, oppure stai morendo e vieni assorbito e preso da capitali stranieri, vuol dire da altri sistemi che poi ti acquistano, diciamo un paese in svendita, questo sostanzialmente in grande ma questo appunto sostanza. deve essere impedito? Devono essere create quelle condizioni per cui quali politiche vengono adottate. Non si arrivi al punto in cui diventa quasi un out-out, o vendo o chiudo, perché poi quando entrano gli stranieri fanno un tipo di operazione per salvaguardare la loro concorrenza, la loro competitività. Vediamo che poi chiudono stabilimenti come stanno comunque facendo anche adesso. No, ma il problema grave è che la politica qua ha grandi responsabilità. Guardate, le fusioni sono un'altra balla storica. No, ma infatti sono non delle cose che non bisogno di nessuna fusione. Se uno ha la sua identità aziendale e fa un prodotto importante, può avere anche di 10 dipendenti o di 2000 dipendenti, cambia poco, se è importante. Qua manca la ricerca. La ricerca. Noi abbiamo svenduto questo patrimonio perché non abbiamo più finanziato la ricerca viene finanziata in America o nel nord Europa, noi non l'abbiamo più fatto. Perché? Perché abbiamo cominciato a lavorare per gli altri. Noi siamo seduti.
noi facciamo da fasson per gli altri, noi facciamo i pezzi per la BMW o per l'Audi, facciamo i pezzi per la lavatrice, ad un certo momento siamo dipendenti, abbiamo chiuso le grandi aziende industriali italiane, gli ultimi attacchi li stiamo vedendo in questi giorni, no? A Fincantieri piuttosto che all'Ilva, piuttosto che altre cose, perdiamo questo importante brand, non innoviamo più, non formiamo più giovani ad altissimo livello che vanno via, le nostre aziende non sono altro che trasformazione di pezzi che gli altri ci chiedono di fare. Il giorno in cui decidono che li vanno a fare in Cina piuttosto che in un altro paese del mondo, noi non contiamo più nulla. Quindi la grande responsabilità della mancanza della produttività italiana si chiama governi italiani che sono succeduti. Governi, non governo, governi che negli ultimi 25 anni sono succeduti in Italia. Quindi la responsabilità comunque alla fin fine è anche dell'italiano stesso che legittima di volta in volta meno a pranzo con i grandi industriali, meno a pranzo con i grandi potenti, più sentire la gente per le strade. Questo è quello che è mancato. Visitare le aziende in difficoltà, visitare la gente, capire i problemi quotidiani. Invece grandi pranzi, grandi cene, grandi incontri con i potenti del mondo. Il risultato abbiamo visto che poi ti perdi e perdi la sensibilità della tua gente. Qua abbiamo grandi potenzialità che le abbiamo buttate via, chiamiamolo semplicemente Made in Italy. Uno si alzava la mattina e si inventava qualcosa. Ma a livello Europa non è stato assolutamente tutelato. Ma perché abbiamo mandato gli scarti, scusi sa, nel Parlamento europeo, col massimo rispetto per i parlamentari europei, perché quasi sempre uno era felicissimo di andare in Europa perché anche là aveva il suo bel stipendio e la pensione a vita. Perché guardate che se andiamo a vedere il Parlamento europeo è da prendere paura, sapete quanti sono là? Sono cifre da paura. Con 2 sedi anche. Assolutamente. Con 2 sedi. Per quel che riguarda le categorie che voi rappresentate, categorie produttive, lei è giovane, quindi rappresenta anche una fascia, donne e giovani. Come hanno reagito a questa situazione? Che cosa dicono appunto quando si dice sentire quello che dicono? Allora, i dati, diciamo, come avevo detto prima, sono confortanti dal punto di vista imprenditoria femminile. Però le difficoltà sono enormi, l'accesso al credito, il costo del credito. Come hanno delle speranze da questa nuova compagine attuale, chiamiamola. Diciamo che si vive un senso di rassegnazione, quindi tutti attenti a capire se veramente qualcosa cambierà. Dico che l'assegnazione non è proprio entusiasmante. Si avvicinano alle associazioni, si avvicinano appunto ai servizi della Camera, appunto informandosi, frequentando i corsi, quindi chiedendo formazione continua, continuando ad avere appunto quella preparazione per affrontare il mercato, per capire come accedere al credito attraverso magari microcredito che Padova, appunto attraverso la Camera di Commercio è possibile appunto erogare, attraverso i consorzi fili dell'associazione c'è possibilità di appunto c'è di dare... un maggior afflusso, un maggior ricorso alle associazioni. Sì, si cercano appunto dei punti di riferimento. Dei punti di riferimento, le associazioni sono di prossimità alle imprese e danno un grosso supporto in questo. La Regione ha emesso anche prima della campagna elettorale anche 2 bandi, una per la imprenditoria giovanile e una per l'imprenditoria femminile, appunto mettendo a disposizione 8 milioni di euro in tutto. E l'affluenza le domande che vengono presentate sono sempre moltissime, cioè c'è volontà di intraprendere, di fare. Questo è un territorio che ha avuto sempre una grande vocazione per l'imprenditoria. Tra l'altro c'è anche molto interesse anche in tutte quelle che sono le nuove start-up tecnologiche, perché abbiamo degli incubatori. La voglia c'è. A questo punto un ruolo importante, giocoforza, se la politica non dà delle risposte, ce l'hanno le associazioni di categoria, perché secondo me costruiscono un baluardo importante. Per anni anche qua una grande responsabilità politica di tentare di smontare questo soggetto intermedio che è la categoria economica delle piccole e medie imprese, perché quando riguarda Confindustria, dicevamo prima, la politica ha sempre osannata e ossequiata e quindi sono sempre stato un rapporto molto stretto tra i 2 soggetti. Per quanto riguarda il resto, quindi le piccole e medie imprese, la politica le hanno sufficientemente snobbate o addirittura anche in modo contrastate perché diventava un soggetto capillare nel territorio. Cosa che invece con questa grande crisi della politica sta succedendo, che la gente si sta riavvicinando alle categorie economiche perché diamo grandi servizi, ripeto, dalla formazione, dal credito e dalla dinamica che giornalmente cambia.
della legge, come dire, amministrativa aziendale. Guardi, noi nel 2005 abbiamo fatto i grillini, già nel 2005 abbiamo fatto una rivoluzione copernicana nella mia associazione. Noi non abbiamo compenso, non ha compenso il presidente, non ha compenso i consiglieri, Stefania è consigliere, e abbiamo mantenuto la parola data nel 2005, siamo sempre quelli del 2005. Ecco, il problema della politica è questo, capire se oggi c'è veramente la rivoluzione copernicana e tutti quelli che entreranno in Parlamento riusciranno a mantenere questo stato di novità, che è quello di dire: io mi accontento di un compenso basso, nel caso mio per esempio zero, però è anche giusto che se uno finisce al Parlamento abbia un compenso, un riconoscimento corretto, però che poi questo si mantenga nel tempo, non sia la corsa alla poltroncina piuttosto che alla carica, piuttosto che ti metto d'accordo con me, ti do la presidenza del Senato, ti metto d'accordo con me, ti do la presidenza della Repubblica. No, perché questo è il vecchio sistema. Oggi bisogna sedersi in quei posti con professionalità e con competenza, e non per la ragione di scambio, è un voto di scambio. Assolutamente. Ecco, vedremo di raffrontare questo tema alla luce di qualcosa che deve comunque assolutamente accadere in un modo o nell'altro con i nostri interlocutori, quindi li reinviteremo in studio, magari anche a confronto con delle figure politiche quando si sarà capito qualche cosa di più. Io vi ringrazio di averci seguito, mi scuso se i messaggi non sono passati, comunque li abbiamo letti, ce li abbiamo ricevuti in regia, grazie, noi ci ritroviamo lunedì. Buongiorno a tutti. Buona giornata. Grazie.